Benvenuti a Telefriuli, benvenuto al sindaco di Terzo d'Aquileia, Giosualdo Quaini. Allora, siamo in collegamento, naturalmente un ringraziamento prima va dato a Simone Caramaschi in regia che ci ha aiutato a fare questo prezioso collegamento, no Sindaco? Benvenuto al punto. Confermo, caro Enzo, un caloroso saluto a te e un ringraziamento a Simone per il Perfetto, collegamento. perfetto, Ce grazie l'abbiamo Simone. fatta. Ottimo. Allora, Sindaco, come va a Terzo Aquileia? Parliamo un po' della situazione generale che è, sappiamo, in un contesto abbastanza difficile tra rincari, fine pandemia, guerra in corso, insomma, mi pare che il problema è molto complicato. Come lo giudichi tu, Sindaco? Caro Enzo, un saluto ai telespettatori, innanzitutto un doveroso saluto. Allora, ci siamo lasciati che eravamo ancora l'anno scorso in pratica, Sì, no? esatto, circa un Con anno dei fa. numeri abbastanza importanti sulla pandemia. Sì, sì, sì. Avevamo delle difficoltà. L'ultima domanda che mi avevi fatto era detto, come la pensi, come pensi dei tuoi cittadini? Io ho Sì. scorso un po' il capo perché purtroppo eravamo con numeri abbastanza alti. Adesso i numeri sono diminuiti sicuramente e stiamo andando verso una sorta di piccola normalità. Dobbiamo stare ancora molto attenti. Se vuoi i numeri di oggi, che sono relativi a quelli di ieri, sono una ventina a Terzo d'Aquileia tra isolati e positivi e 4 ricoveri, non Comunque, importanti ricoveri. piano piano state riprendendo, insomma, come un po' dappertutto. Stiamo riprendendo, con molta difficoltà ci stiamo riprendendo. Ecco, per quanto riguarda la situazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, avete qualche progetto che avete adocchiato oppure siete in consorzio? Come fate? Allora, sul PNRR che è un po' una babele ormai, è diventata un po' una babele. Noi stiamo cercando, non abbiamo ancora nulla di concreto in mano per poter aderire a dei bandi, Sì. perché i numeri non ce lo consentono, perché come ho detto anche nell'assemblea dei sindaci di qualche giorno fa, in videoconferenza regionale, dicevo che mancano, cioè i bandi va bene tutto quanto, però gli uffici siamo un po' non dico sguarniti, ma sono già sovraccarichi di cose da fare per il comune che non riusciamo a seguire appieno la cosa. Progetti in essere veri e propri non ne abbiamo ancora. Abbiamo dei preliminari, delle cose interessanti da poter mettere in Ma in campo che qualche modo... però vanno seguiti. Noi chiediamo, io ho chiesto all'ANCI, ho chiesto alla Regione che ci diano gli strumenti non solo telefonici per aiutare i nostri uffici, ma proprio fisicamente. A noi manca fisicamente Qualche chi tecnico che vi... sì, possa mettere in piedi la cosa, no? che vi Perché istruisca la così come pratica. siamo, possiamo riuscire a seguire solo il corrente, ed il corrente è micidiale perché ci corre dietro ogni giorno abbiamo un problema, ogni giorno abbiamo gli uffici impegnati. Ecco. Ecco, senti, e altre opere pubbliche che avete, che state Opere seguendo? pubbliche stiamo arrivando alla fine del primo lotto della ristrutturazione della scuola, sai che noi avevamo Sì, sì, che avevi questi accennato, soldi sì. mandati dal Ministero, 3 milioni di euro, stiamo andando a cercare ancora dei soldini per poterla completare, perché quando si fa una ristrutturazione non sai mai dove vai dove arrivi, sai dove parti, non sai mai come arrivi. Stiamo andando a cercare dei soldini ancora per poter completare l'opera. Sono stato giusto anche 2 giorni fa dal presidente Zanin, incontrerò Pizzimenti, incontrerò Roberti. Speriamo che nella concertazione riusciamo a portare a casa un po' di soldini per completare quest'opera che ecco, ci sta portando via veramente delle risorse fisiche, ecco perché il PNR che non riusciamo proprio a seguire a pieno per via anche del fatto che la scuola ci sta portando via delle risorse fisiche. Ecco, a proposito di risorse... Comunque,
Sì, prego. Per quanto riguarda appunto assieme ad altri comuni, abbiamo avuto dei contatti con i paesi limitrofi. Non siamo ancora arrivati a conclusione dell'accordo, stiamo cercando il sistema per poter far cose. Però sarà difficile se non se questa matassa delle cose che dobbiamo fare non si scioglie un po', sarà difficile che noi piccoli comuni riusciamo a portare a casa dei soldi. Ecco, a proposito di risorse fisiche, no? Come siete col personale e soprattutto col segretario comunale? Perché anche voi, insomma, l'organizzazione è tutto, no? Esattamente, esattamente. La questione dei segretari comunali è una questione importante. Fortunatamente noi abbiamo un segretario che segue a sua volta altri comuni, che porta via sicuramente del tempo. Bisogna che sblocchino questa faccenda dei segretari comunali, Ma perché ne non si può andare parlate, avanti. ti chiedo, ne parlate nell'Assemblea dei Sindaci? È un tema all'ordine del giorno, ai primi posti, oppure siete rassegnati in qualche modo? Da molto tempo. E non è solo dei segretari, anche dei vigili urbani, anche degli impiegati. Non è solo... Insomma, manca c'è personale. c'è una carenza di personale. Adesso la regione ne assume 500 per il loro palazzo, non mi pare. E noi qua siamo al palo. Cioè i comuni, i piccoli, soprattutto i piccoli comuni, fanno fatica a tirare avanti senza quelle risorse e personale, soprattutto personale anche qualificato, non solo, Sì, chiaro. Ma ormai sì, manca anche personale qualificato. sì, ormai le leggi sono talmente complicate che bisogna avere anche il personale formato e che possa in qualche modo trovare soluzioni nel più breve tempo possibile. Il bilancio comunale come va? Le tasse per esempio? Perché sai, Allora, questo è un il momento... bilancio comunale abbiamo fatto una previsione, abbiamo portato il Consiglio Comunale in previsione, il bilancio di previsione la settimana scorsa, 10 giorni fa, è stato adottato ed è molto risicato perché la questione pandemia in questi 2 anni noi abbiamo ricevuto e distribuito molti soldini alla comunità, alle Sì, imprese e a chi ne aveva bisogno. E a noi è rimasto poco. Abbiamo speso anche delle nostre risorse per aiutare chi era in difficoltà e non è arrivato molto, anzi non è arrivato niente, non è arrivato niente dalla regione o dallo Stato per aiutare questi piccoli comuni. E noi abbiamo dovuto nel bilancio di previsione quest'anno abbiamo dovuto, per poter chiudere il sì. bilancio, diminuire un po' gli aiuti, ad esempio, alle associazioni. E questo non fa bene perché l'associazione è comunità, l'associazione è cultura, l'associazione è divertimento e in un paese piccolo si sente forte questa richiesta, no? Sì, è E stiamo chiaro. cercando in qualche maniera di portare a Anche perché la casa, socialità deve in qualche modo riprendere, va anche un po' incentivata perché deve assolutamente. sono stati molto, no, in casa, per cui c'è voglia anche di incontro, ma comunque eh, le spese incombono. Senti, per quanto riguarda la situazione adesso anche energetica, no, che peserà sicuramente sul bilancio comunale, sulle spese sono andate per l'energia elettrica sicuramente, no? La situazione sociale come la vedi lì a Terzo? C'è un po' di preoccupazione dappertutto, questo è chiaro, ma hai qualche sentore di qualche famiglia che sta veramente in grave difficoltà, oltre alle difficoltà che ha Allora, avuto? io sono un sindaco che fa 3.000 km all'anno in bicicletta per il paese Sì, ed è facilissimo fermarmi ed è facilissimo chiedermi cose. sì, Questo sentore dell'aumento delle tariffe l'ho provato anch'io, lo sto provando anch'io a casa mia, è mi è arrivata micidiale. una tariffa importante e arriverà anche ai comuni una tariffa importante, Sì, perché ad esempio settimana scorsa è stato lo spegnimento delle luci
in certi posti dei comuni. Io non ho spento nulla, perché avrei dovuto spegnere una via, o 2 vie o 3 vie. Non abbiamo monumenti importanti illuminati, però un mese fa io scrissi al presidente dell'ANCI, Fabiò, una lettera molto accurata dicendo: attenzione, noi saremo in difficoltà, noi con questa bolletta energetica sforeremo i nostri bilanci. Di non poco, qui parliamo anche una spesa di 40.000 euro. Per un comune di Terzo Aquileia è importante. E prima pagavate la metà? No, questo è l'aumento dei costi tra metano per il riscaldamento e energia di 40.000 euro in più di quelle che già stiamo spendendo, che è una cifra importante per il nostro bilancio. E allora stiamo chiedendo, per adesso stiamo chiedendo, penso che tu abbia sentito parlare, anche i nostri ascoltatori, sulla questione dell'agrifotovoltaico che sì, beh, insomma, questo è un tema attuale. Va sicuramente, va di per sé sicuramente che le energie rinnovabili vanno usate. Su questo non mettiamo nessun veto. Però nel frattempo le cose devono andare avanti, no? Cioè nel frattempo le cose devono andare avanti e noi dobbiamo cercare di avere delle risorse per poter chiudere, altrimenti l'anno prossimo sarà un po' difficilino riuscire a chiudere il bilancio. Noi siamo un comune che non è spendaccione, d'accordo, potremmo fare degli investimenti, dei mutui, ma non è ancora il momento per poter... Senti, in chiusura di chiacchierata, qui di intervista, no? C'è qualche evento particolare adesso che arriverà la primavera, prima o dopo, insomma, no? Si spera che le nostre località tornino un po' a rivivere nella socialità. C'è qualche evento particolare che ti interessa sottolineare per Terzo o nella zona, insomma? Allora, a Terzo Aquileia è partita finalmente la Prologoli, abbiamo dato anche una sede, stanno vedendo su come organizzarsi, si parla di iniziative estive molto importanti, stiamo ancora vedendo, cioè questa comunità si sta organizzando per poter fare insomma, si riparte anche a Terzo, ecco, questo è il tuo messaggio. Deve ripartire, gli altri va bene. partirà anche Terzo. Bene, allora io, Sindaco, ti ringrazio anche per la tua disponibilità. È stato un collegamento difficoltoso, ma grazie appunto a Simone l'abbiamo risolto. Io ti ringrazio molto, naturalmente aspetto la prossima volta e naturalmente con i telespettatori del Punto e Telefriuli. Alla prossima.